Ciao a tutti, bentornati! Ecco finalmente a grande richiesta la ricetta per realizzare i croccantini al pistacchio. Mi avete stressato quando avete visto le mie storie su Instagram e io subito vi ho accontentati con... Oddio, subito, proprio subito no, con i miei tempi sempre. Io vi ho accontentato realizzando per voi questo mini video per realizzare questi semplici e buonissimi croccantini. Non me ne hanno lasciato neanche uno, se li sono mangiati tutti. E che potete realizzare sia con il pistacchio che con le mandorle, le nocciole. Credo vengano buoni anche con le noci, comunque in generale con la frutta secca. Mi raccomando, se scegliete di farli al pistacchio, cercate sempre il pistacchio originale di Bronte. E se ve lo dico io che abito a Bronte, ci sarà un perché. Anzi, a tal proposito, vi consiglio di seguire il food blog Pistacchissimo. Nell'info box vi lascio tutti i link di riferimento perché hanno la pagina Facebook, canale YouTube, Instagram e sono dei un team di esperti di pistacchio di Bronte, ovviamente. Vi sapranno consigliare tutti i prodotti, dove andare a mangiare le cose più buone al pistacchio, dove trovarle, comprarle online oppure nei punti vendita a Bronte e non solo. A Bronte e provincia stavo per dire, che comunque potrebbe essere a Catania e provincia, non ci allarghiamo, ok? Va bene che è là il paese del pistacchio, però detto ciò vi lascio a questa ricetta e mi raccomando al solito, se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su oppure un commento, un segno del vostro passaggio e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati, ne vedrete delle belle. A tal proposito, vi piace il mio nuovo look? Sono un po' spettinata, però guardate la leggerezza. Ho tagliato 30 almeno, 30 cm di capelli. Alleggeriamoci un po' il cervello, va bene? Mi raccomando, tornate presto, un bacione, ciao! Per preparare i croccantini al pistacchio. Quindi serve pistacchio tritato, questo che io è quasi 100 grammi, e poi serve il Bienex, questo da casa, sì, che non è altro che un preparato in polvere per croccante. Non so se trovate, se viene facile trovarlo nei vostri supermercati. Io qui lo trovo solamente in un posto, al Conad. Ok, quindi mettiamo una parte di Bienex e una parte di frutta secca. Io vado a mettere 100 grammi circa, perché poi le mie dosi sono sempre molto approssimative, e 100 grammi di pistacchio tritato. Non tritatelo molto fine, anzi se ci sono dei pezzettini un po' più grossi è meglio. Quindi abbiamo 188 grammi in tutto, non si vede però fidatevi. Poi in una ciotolina rovescio tutto, così, e do una mescolata con le mani, così. Facciamo amalgamare bene questa polvere con la frutta secca. Dico con la frutta secca perché comunque si può fare col pistacchio, si può fare con le mandorle, si può fare con le nocciole, si può fare con tutte le frutte secche che volete praticamente. Ecco fatto. Ok. Una volta mescolato, rivestite una teglia, magari quella per la pizza di carta da forno. Vedete, io questa parte, questa metà l'ho fatta con le mandorle. Adesso mi sono mantenuta un po' troppo larga forse. Sì tesoro, la facciamo al pistacchio adesso. Butto tutto e livello un pochino con le mani,
così. C'è un'ombra antipatica, vediamo se riesco a farvelo vedere bene. Devo cambiare comunque la lampadina della mia cucina, sì, perché di sera non vengono per niente bene queste risoluzioni video. Ok, andiamo a livellare. Ora sono curiosissima di vedere questa parte centrale mischiata come verrà. Diamo una sistematina anche ai bordi. Sì, ai bordi, amore, così. Perfetto! E inforniamo. Aspetta che ve lo dico subito. E inforniamo. Qui c'è scritto a 200 gradi. Io inforno a 180 ventilato da 5 a 8 minuti. Io a 5 minuti penso che va più che bene. Comunque dal colore poi lo vedete. Vediamo che succede. Ta-da! Ecco il risultato. La cosa fondamentale è tagliarlo subito, altrimenti una volta freddo non lo potete più tagliare come volete, rimarrebbe una cozza intera di croccantino. Quindi io faccio i miei soliti quadratini così. Se avete il tagliapizza viene comunque meglio. Ai 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 ai. Ecco qua il risultato finale. Questi sono quelli con le mandorle. Questi sono i bigusto, che non vedo l'ora di assaggiare. E questi sono al pistacchio, molto verde perché è di Bronte. Sì, amore. Comunque adesso non ci resta che confezionarli.